Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 96 4192 348 01 17 609. 7 rapine in 3 mesi a Reggio Calabria. I carabinieri hanno arrestato una banda composta da 5 italiani, 4 uomini e una donna. I furti sono stati compiuti tra i mesi di marzo e maggio scorsi in case di anziani. Agli arrestati, oltre all'associazione per delinquere finalizzata alle rapine, vengono contestate le lesioni perché avrebbero picchiato gli anziani vittime dei colpi. Di una rapina messa a segno in un negozio del centro storico di Reggio esiste anche una videoregistrazione. Dalle prime luci dell'alba è scattata a Vibo Valentia l'operazione Una Tantum ad opera degli uomini della Polizia di Stato. 3 le ordinanze di custodia cautelare emanate dal GIP della Procura Vibonese per il reato di estorsione aggravata dall'uso delle armi. In manette un imprenditore pregiudicato, il figlio ed il genero, che in concorso tra loro operavano le estorsioni nei confronti del titolare di una concessionaria automobilistica del luogo. Una rissa scatenata da futili motivi tra ragazzi italiani e bulgari è finita in tragedia ad Oppido Mamertina, nel Reggino. Il bilancio è di un ragazzo bulgaro di 16 anni morto e altri 2 giovani feriti, operati in ospedale a Gioia Tauro e Polistena, sono ancora in gravi condizioni. Un 17enne del luogo, fermato dai carabinieri, avrebbe confessato di aver ucciso a coltellate il 16enne, nella rissa avvenuta poco prima della mezzanotte. Sit-in di protesta stamattina presso Palazzo Campanella a Catanzaro, sede della Giunta calabrese, da parte di un comitato per la verità e la bonifica della Seteco. I manifestanti lamentano che la fabbrica di Marcellinara, che produceva fertilizzanti, giorno dopo giorno avvelena l'ambiente e l'uomo con i suoi fumi. L'obiettivo è porre all'attenzione dell'opinione pubblica e di tutte le istituzioni dello Stato la drammatica situazione, ottenendo un incontro col governatore Scopelliti. Una ricetta di lacrime, sangue e sacrifici è quella proposta ieri dal neocommissario dell'ASP di Crotone, Rocco Nostro, per risollevare l'azienda sanitaria che a suo dire è sotto la linea di galleggiamento. Nostro, in particolare, mirerà la sua attenzione sul taglio delle spese e degli affitti per far fronte ad un deficit che è pari a 340 milioni di euro. Previste inoltre sanzioni per gli assenteisti e per coloro che sottrarranno beni all'azienda. L'assessore Maria Francesca Corigliano ha presentato ufficialmente ieri mattina a Cosenza il progetto Paesi Arberesce, Tradizioni ed Ospitalità, promosso dall'ente provinciale. L'idea è quella di allestire una serie di gazebo adibiti a punti informativi e divulgativi, con materiale disponibile e notizie su lingua, cultura e tradizioni delle minoranze dei comuni arberesci e occitani, all'interno delle maggiori strutture turistiche del territorio cosentino. Ha avuto luogo ieri a Siderno la cerimonia di intitolazione del distaccamento dei Vigili del Fuoco in memoria del caposquadra Francesco Caricari. Alla manifestazione hanno preso parte le più alte cariche militari, civili e religiose, nonché moltissimi cittadini che hanno voluto ricordare la figura di Francesco Caricari. Presente anche il prefetto Luigi Varratta ed i vertici dei Vigili del Fuoco, tra cui il comandante provinciale Marco Cavriani. Si sono concluse ieri a Scilla le riprese in Calabria del film di Antonio Albanese, Qualunque mente. La pellicola, prodotta da Fandango per Rai Cinema, racconta la storia di Cetto La Qualunque, imprenditore calabrese corrotto. L'attore milanese dalle origini siciliane definisce il personaggio una rappresentazione iperrealista, circondato di vita, di territorio, che rappresenta ironicamente un carattere di politica nazionale. Si è conclusa ieri a Castrolibero la rassegna teatrale Chi è di scena. A chiudere la kermesse Mariano Rigillo in Il burbero beneficio, capolavoro di Carlo Goldoni. Una straordinaria commedia che descrive un mondo vacuo e corrotto, dove soltanto un uomo, il retto e puro Geronte, interpretato da Mariano Rigillo, si staglia moralmente sugli altri con la sua generosa benevolenza. A Gerace riprende in grande stile l'appuntamento estivo con il Festival del Borgo Incantato, dedicato all'arte di strada internazionale. Dopo un fermo tecnico di un anno, dal 26 al 28 luglio, artisti di strada, giocolieri, mangiafuoco si sono esibiti lungo le vie e nelle piazze del suggestivo borgo medievale. Il finanziamento ottenuto dall'assessorato regionale all'agricoltura permetterà al centro storico di godere dell'evento per altri 2 anni almeno.